È giovedì 6 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, cominciamo la nostra mattinata con le notizie, le ultime notizie sull'inchiesta che sta in qualche modo travolgendo il mondo della sanità e non solo in Sicilia. C'è un'inchiesta che coinvolge l'ex presidente della regione Cuffaro, c'è anche un parlamentare nazionale, ma ci sono anche altri due indagati spuntati per l'appunto proprio nella giornata di ieri. Una talpa addirittura tra i carabinieri, ma facciamo il punto in questo servizio. Compaiono anche interessi legati alle opere propedeutiche al ponte sullo Stretto nei discorsi intercettati dai carabinieri del ROS nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Palermo su presunti appalti truccati in Sicilia, per i quali ha chiesto al GIP 18 provvedimenti di arresti domiciliari nei confronti dell'ex governatore Totò Cuffaro, del deputato nazionale Saverio Romano, del capogruppo della DC all'Ars Carmelo Pace, che nel frattempo si è autosospeso dalla Commissione regionale antimafia, e di collaboratori di politici, imprenditori, manager della sanità e funzionari pubblici. Secondo l'accusa, Cuffaro e Romano avrebbero messo in piedi un vero e proprio comitato d'affari, una storia che si ripete per l'ex presidente della regione. Da una parte un tenente colonnello dei carabinieri che avverte di indagini in corso, dall'altra una dirigente generale che consegna i bandi prima della loro pubblicazione. Indagati sarebbero anche dunque il tenente colonnello dei carabinieri Stefano Palminteri e la dirigente generale Maria Letizia Di Liberti. Le nuove accuse colpiscono per la similitudine con quelle avanzate nei confronti di Cuffaro all'inizio degli anni 2000, nell'ambito di una vicenda per la quale scontò 4 anni e 11 mesi di reclusione. Da Roma intanto tuona contro un'indagine che definisce un orrore giuridico il coordinatore politico di Noi Moderati, l'avvocato Saverio Romano, per il quale inquieta che fra i PM ci sia il nome di Giulia Falchi, magistrato che considera la politica il nemico. Ma lo stillicidio di indiscrezioni continua e oltre agli appalti sulla sanità e quelli riguardanti il consorzio di bonifica arrivano accuse anche sulla gestione dei fondi di protezione civile e persino un filone d'inchiesta coperto da 1000 omissis che riguarderebbe la moglie di un altro magistrato ed ex assessore regionale. Intanto fra l'11 e il 14 novembre tutti gli indagati compariranno davanti al GIP. L'ultimo giorno, il 14, toccherà a Cuffaro, Romano, Pace, Vito Raso e Antonio Abbonato. Negli stessi giorni, 13 e 14 novembre, i deputati di opposizione andranno in ritiro alla ricerca di una strategia per far cadere il governo e andare ad elezioni anticipate. Strategia per la quale mancano a PD, 5 Stelle e Controcorrente, comunque li si conti, almeno 13 voti su 36. E allora, immagino che i giornali questa mattina, non dico che sono monotematici, però siamo su questa strada. Poco ci manca, Angelo, poco ci manca, perché lo vedremo, i titoli dei quotidiani regionali sono tutti su questa notizia, d'altronde anche il secondo giorno che se ne parla. Andiamo subito sulla Sicilia, perché vi faccio vedere il titolo di apertura fra i vari del quotidiano, oltre appunto quello con la fotonotizia per l'elezione del nuovo sindaco di New York. Però il titolo più importante è questo: talpe e gestione delle nomine, le mani di Cuffaro sulla regione, e l'inchiesta nelle carte, trame e mazzette del carabiniere indagato con le talpe. Questo della talpa e delle talpe è il tema fondamentale che ritroviamo su quasi tutti i quotidiani e su quasi tutti i titoli. Li vedremo anche dopo, ma intanto io vi faccio vedere Repubblica Palermo, perché è l'unica che non titola col tema delle talpe, ma più che altro sul sistema, così viene chiamato Cuffaro. Fari sul sistema Cuffaro, l'inchiesta per corruzione che vede al centro l'ex governatore, investe mezza regione, le tramine per le nomine nella sanità e sui bandi del sociale, ombre, come le sentivamo nel servizio di Maglio Viola, sulla protezione civile. Ma come detto è un'inchiesta che si può allargare, lo vediamo e lo troviamo anche su altri quotidiani. Ritornando alla Sicilia, questa è la pagina che troviamo all'interno: talpe, poltrone e persino il ponte. Ecco qui che ritorna il tema sul sistema Cuffaro. Alla regione piegava la funzione amministrativa, dicono i PM, a scopi estranei all'interesse pubblico. E poi infine questa nota che fondamentalmente
ci dà il quadro finale di questa inchiesta che ovviamente lo vedremo ha spazio anche sui quotidiani nazionali. L'inchiesta su Cuffaro, mezza regione sotto la lente dei PM, nelle carte il pranzo con i dirigenti della sanità, prima delle nomine, i nuovi filoni di protezione civile e famiglia, indagata anche di Liberti. Vi porto infine per farvi vedere anche la pagina del Corriere della Sera interna, pagina interna del quotidiano nazionale che riporta quelle che sono le intercettazioni, almeno una frase che ritorna spesso delle intercettazioni sull'ex governatore. Abbiamo Enna, Palermo e Siracusa, nomine e sanità, così parlava Cuffaro, le carte dell'inchiesta siciliana e tutte le notizie che troviamo appunto anche sulle pagine interne dei quotidiani nazionali. Grazie Marco, adesso voltiamo pagina, abbiamo la cronaca, ci occupiamo dell'omicidio di Capizzi, il killer di Giuseppe Di Dio. Si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere, rilasciato solo una dichiarazione spontanea per scagionare il padre ed il fratello, ma tutti e tre comunque restano in carcere. È stata effettuata anche nel pomeriggio di ieri l'autopsia sul corpo del sedicenne morto e oggi pomeriggio alle 15 ci saranno i funerali del giovane sedicenne ucciso, pensate, per un errore fra l'altro. Vediamo. È stato convalidato il fermo di Giacomo Frasconà Filaro, il ventenne accusato di aver ucciso con un colpo di pistola il sedicenne Giuseppe Di Dio sabato scorso a Capizzi. Il giovane, nell'interrogatorio di fronte al GIP di Enna, Zelia, Futura Maimone e al PM Salvatore Interlandi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, facendo solo una laconica dichiarazione spontanea per scagionare il padre Antonio e il fratello Mario, affermando che i due non fossero a conoscenza delle sue intenzioni. L'interrogatorio si è svolto nella casa circondariale di Enna Luigi Bodenza. Hanno invece risposto alle domande il padre del presunto assassino Antonio e il fratello Mario, che hanno raccontato la loro versione dei fatti contestata dal PM sulla base delle dichiarazioni della moglie e madre degli indagati Grazia Schillirò, già interrogata dai carabinieri. Il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione della convalida della misura cautelare in carcere senza l'opposizione del legale difensore, l'avvocato Felice Lofurno. Nel pomeriggio è stata effettuata anche all'Istituto di Medicina Legale di Catania l'autopsia sul corpo di Giuseppe Di Dio. La salma dovrebbe essere adesso restituita alla famiglia per i funerali, che saranno celebrati probabilmente nel fine settimana nel santuario di San Giacomo. Intanto per venerdì pomeriggio a Capizzi è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Giuseppe Di Dio. Un'altra brutta pagina, brutta storia di cronaca, quella che sentivamo nel servizio di Francesco Triolo. Ed è una pagina di cronaca, Angelo, che ritorna anche sui quotidiani. In questo caso andiamo a dare uno sguardo sia alla Gazzetta del Sud, che riprende ovviamente la notizia e che si occupa ancora più da vicino del territorio, sia il quotidiano La Sicilia. Andiamo a vedere sulla Sicilia proprio il GIP di Enna che convalida il carcere per i tre indagati con il delitto appunto del sedicenne, in una pagina in cui, Angelo, ci sono anche notizie legate all'omicidio Ottaviano Ascicli, arrestato il fidanzato della ex, una sorta di svolta. Il 43enne ha studiato le telecamere della zona per evitare riprese. Ma tornando invece a ciò che è successo a Capizzi, abbiamo qua la pagina di Repubblica Palermo, il sedicenne ucciso con la conferma dei tre arresti. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che la sera dell'omicidio Giacomo Frasconà è stato aggredito da quello che doveva essere il suo obiettivo. Giuseppe, 21 anni, sarebbe stato picchiato nel pomeriggio in un bar alla periferia del paese. Questo ha fatto scattare in Frasconà il desiderio di vendetta, presa la pistola in un casolare abbandonato e tornato in paese in cerca appunto del 21enne. Ha riconosciuto la sua auto, ha gridato il suo nome fra gli avventori prima di sparare, era convinto fosse lì. Questa è una storia che già appunto conosciamo e che abbiamo raccontato nei nostri telegiornali. Siamo adesso a Catania, parliamo del processo Mercurio che si celebra con il rito abbreviato. Il PM ha chiesto circa 185 anni di reclusione in totale per i 17 imputati nell'ambito dell'inchiesta su mafia e politica. Vediamo.
Pene comprese tra 2 e 20 anni per ciascuno dei 17 imputati, per un totale di circa 185 anni di reclusione. A chiederlo è il PM Raffaele Agata Vinci Guerra nel processo che si celebra con rito abbreviato a Catania davanti al GUP Fabio Di Giacomo Barbagallo, nato dall'inchiesta Mercurio con le indagini dei carabinieri su mafia e politica. Per Ernesto Marletta, il boss del Castello Ursino, imputato per voto di scambio, associazione mafiosa ed estorsione, il PM ha chiesto 20 anni di reclusione, la condanna più pesante. Mentre per Rosario Bucolo chiesti 6 anni con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e 10 anni per il consigliere comunale di Ramacca Salvatore Fornaro. E la PM ha già ribadito al GUP la richiesta di rinvio a giudizio per voto di scambio politico-mafioso dell'ex deputato regionale Giuseppe Castiglione e di 2 ex dipendenti AMTS, Domenico Colombo e Giuseppe Coco, che avrebbero fatto da collegamento con il gruppo mafioso del Castello Ursino. Chiesto il processo anche per Matteo Marchese, ex consigliere comunale di Misterbianco, che dopo l'arresto si è dimesso, e per l'ex sindaco di Ramacca Nunzio Vitale. Nella valutazione delle richieste di condanna l'APM ha tenuto conto del rito abbreviato, ma non ha applicato le attenuanti generiche, fatta eccezione per il collaboratore Bucolo e per Fabrizio Sciuto. Altra inchiesta questa che fa discutere, fa parlare e fa scrivere tanto sui quotidiani. Anche perché appunto, come abbiamo sentito nel servizio della collega Simona Mazzone, sono tanti gli anni che poi cumulativamente sono arrivati, anni di carcere ovviamente per i 17 imputati. Qui siamo sulla pagina della Sicilia, pagina interna, Tomo di Catania, e questo è il titolo che vi facciamo vedere legato alla notizia. Operazione Mercurio, mafia e pizzo all'ombra del Castello Ursino, chiesti 170 anni di carcere per i 17 imputati. Nella foto c'è Ernesto Marletta, chiesti 20 anni per lui, sollecitate dal PM condanne da 1 a 20 anni. Il troncone abbreviato continuerà a dicembre con le arringhe difensive. Sì, grazie Marco. Adesso siamo a Catania. C'era anche un topo nei locali di un ristorante di via Sant'Euplio, un noto fast food della provincia di Etnea. Invece al suo interno presentava blatte, sporcizie ovunque. Questo è il bilancio dei controlli di una task force coordinata dalla polizia di Catania, che ha fatto scattare anche delle multe piuttosto, diciamo, pesanti. Ma vediamo i particolari. Anche un topo morto accanto al deposito di alimenti freschi, oltre che blatte, sporcizia e gravissime carenze igienico-sanitarie. A scoprire l'indecoroso stato degli ambienti di un ristorante in via Sant'Euplio sono stati gli uomini della task force coordinata dalla polizia di Catania, che hanno fatto scattare multe per oltre 40.000 euro. Nel corso dell'operazione sequestrati e distrutti 4 kg di salumi e formaggi scaduti e 50 kg di alimenti di origine animale e vegetale senza tracciabilità. Per l'attività commerciale è stata disposta la chiusura immediata. Inoltre nel menù non erano indicati i prodotti freschi e quelli congelati. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio. I controlli hanno riguardato anche un noto fast food della provincia, disponendo subito la chiusura per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali. Torniamo da Marco Carli. È ricorrente ormai, sì. Sono ricorrenti queste operazioni da parte di uomini specializzati, reparti specializzati che vanno a scovare e trovano purtroppo, ahimè, brutte sorprese. Ed è particolare pensare che poi appunto le persone poi vanno regolarmente a mangiare, a pranzare magari tutti in noi questi, ci ritroviamo, no? Esattamente, in questi ristoranti, e noi ne abbiamo date 2 di notizie all'interno del nostro servizio di Desira e Ferlito. Anche sulla pagina della Sicilia, siamo sempre sul Tomo di Catania, troviamo le 2 notizie divise. La prima è in apertura quella che fa anche più ribrezzo sotto un certo punto di vista, perché appunto anche il topo partiva così, cominciava così il nostro servizio, e blatte nella cucina e 5 lavoratori in nero. Anche questo è un tema ricorrente che
ritroviamo. Chiuso un noto ristorante, controlli di una task force coordinata dalla polizia, sanzionato chiosco e deferito titolare di villa per festa non autorizzata. Poi l'altra notizia che la troviamo in taglio centrale, con i controlli del NAS, scarafaggi e infestanti, sospeso un fast food, operazione dei carabinieri del NAS, sempre nel territorio di Catania. Bene, adesso voltiamo pagina, è una querelle che rischia di avere conseguenze sul piano anche sportivo, perché c'è una vicenda legata alla gestione del Palasport di Trapani. Il sindaco della città ha avviato il procedimento per risolvere quella che era la convenzione trentennale con la società del presidente Antonini, e lo stesso Antonini adesso annuncia che porterà via da Trapani la squadra di basket, ma c'è anche un altro fronte sempre con Antonini, è quello dello stadio, perché il libero consorzio, cioè la provincia di Trapani, adesso chiede 111.000 euro di bollette non pagate al presidente Antonini. Vediamo la situazione. Niente più concessione alla Trapani Shark. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha annunciato l'avvio del procedimento di risoluzione e decadenza della convenzione trentennale stipulata nel 2023 con la società di Valerio Antonini per la gestione del Palasport. Alla società sono stati dati 30 giorni di tempo per presentare controdeduzioni, documentazione mancante e rendicontazione di spesa. La richiesta di documenti e fatture non è una persecuzione amministrativa, ma un atto dovuto. Chi ottiene un impianto pubblico deve rendicontare le spese, ha detto il sindaco. Esistono verifiche poi per le bollette non pagate di luce e acqua. Non si è fatta attendere la risposta del presidente Antonini, che dice di andare via da Trapani, minacciando di portare via, oltre alla squadra, anche ciò che aveva realizzato nell'impianto: parquet, LED, panchine, poltrone. Via social ha annunciato che dal 15 dicembre la Shark non giocherà più a Trapani, parlando di 3 opzioni in Sicilia, e già molti degli oltre 3.200 abbonati si apprestano a chiedere il rimborso delle gare di casa non godute. Come se non bastasse, si è aperto anche il fronte calcio per lo stadio provinciale. Il libero consorzio ha trasmesso alla società un conteggio di bollette arretrate per circa 111.000 euro per luce, acqua e servizi connessi. Il presidente Salvatore Quinci ha dato mandato ai legali di promuovere azione giudiziaria o stragiudiziaria contro la società sportiva di Antonini. Preludio questo a un altro braccio di ferro. Allora, tante le questioni sul tavolo. Il presidente Antonini conosciamo, è un personaggio vulcanico, però in questo momento deve far fronte magari a una situazione un po' complicata, diciamo così, perché per certi versi ci sono debiti un po' da tutte le parti. Esattamente, operazione complicata di sicuro, per certi versi paradossale se guardiamo allo sport, perché lo ricordiamo, Trapani Shark è una squadra che lotta per lo scudetto, non è una cosa usuale per quanto riguarda le formazioni e lo sport siciliano, però chiaramente ci sono delle condizioni che poi devono essere indagate meglio, e allora andiamo sulle pagine della Sicilia per vedere quella che è la notizia che abbiamo dato anche nel nostro servizio: la concessione del Palasport con l'ALT che arriva da parte del sindaco, da parte del comune, che chiarisce meglio anche la convenzione della discordia, con Antonini che presenta la fattura e che, come detto nel pezzo, poi minaccia appunto di portare la squadra fuori da quello che adesso è il Pala Shark, che un tempo era il Pala Ilio, che comunque era ed è e resta un palazzetto storico per quanto riguarda il basket siciliano, e che coinvolge poi anche il calcio, con 2 squadre, appunto il Trapani di basket che lotta per lo scudetto e il Trapani per quanto riguarda il calcio, che invece, lo sappiamo, è in lotta con le altre formazioni per quanto riguarda la Serie C, anche lì con 8 punti di penalizzazione, per cui tutta una situazione che coinvolge ancora il presidente. Siamo sulla pagina della Gazzetta del Sud. Andiamo a farvi vedere anche le prime che ancora non vi abbiamo dato nella nostra rassegna stampa. Qui su Gazzetta del Sud l'apertura è ancora
sulla inchiesta che coinvolge Cuffaro. Le talpe informavano Cuffaro, ve l'abbiamo detto all'inizio, questo tema delle talpe diventa determinante nei titoli di oggi. La dirigente regionale di Liberti è un colonnello dei carabinieri che voleva sistemare, fra virgolette, la moglie. Anche in questo caso c'è la notizia, ne parleremo molto nella rassegna stampa legata ai fatti internazionali del sindaco di New York, giovanissimo e di origine musulmana. Tra l'altro ne parleremo oggi in trasmissione proprio di queste elezioni. Per cui abbiamo oggi una grande pagina dedicata a questa comunque notizia che fa certamente storia, perché c'è anche uno scontro in atto con il Presidente degli Stati Uniti. Giornale di Sicilia, per tornare invece alle cose di casa nostra, ancora la sanità con le talpe al servizio della cricca. Vi dicevamo le talpe che ritornano, un carabiniere e una dirigente regionale avrebbero passato informazioni a Cuffaro e agli altri indagati. Anche in questo caso vedete la svolta di New York con la foto di Mamdani, c'è la vittoria anche dei democratici, cioè il partito opposto rispetto a Trump, che vincono in Virginia e in New Jersey. Restiamo ancora sulle prime pagine. La Sicilia, vi abbiamo detto in precedenza, con le talpe sulle nomine, ancora Cuffaro, e poi ancora qui la batosta per Trump, il socialista Mamdani, sindaco di New York, con la sinistra italiana che esulta. Anche di questo ne parleremo dopo, compreso l'altra notizia nazionale che fa rumore, o che ha fatto rumore nella giornata di ieri, il generale Al-Masri arrestato in Libia, e in Italia c'è bufera sul governo scatenata dall'opposizione. Andiamo e restiamo sulle nostre pagine interne, perché chiaramente c'è anche una situazione politica in atto in Sicilia. Dunque su Repubblica Palermo si parla del centrodestra, fra ansia e silenzi, con la DC che ferma la campagna acquisti. Vertice di maggioranza, nonostante la richiesta di rinvio dei cuffariani, l'imbarazzo dei deputati di Fratelli d'Italia. Sono riflessi ovviamente di tutto quello che sta succedendo a livello di inchiesta, sono i riflessi sulla politica regionale. Restiamo invece sui temi delle città, perché su Repubblica Palermo abbiamo lo smog che è fuori controllo. Stiamo parlando della città, del capoluogo di regione, con la regione che convoca la galla. Superati i limiti del biossido di azoto, una situazione simile era già stata registrata in passato a Catania, per cui situazione critica a Palermo. Di tenore opposto questo titolo che vi facciamo vedere invece per quanto concerne la Gazzetta del Sud e Messina è provincia, primato green, già dimora 357.000 nuove piante. Ci sono anche i calcoli di quanto ogni regione affida al nuovo corso del green. L'Atlante delle Foreste, indagini annuali di Legambiente distribuite in 357,40 ettari di terreno per un investimento di più di 13 milioni di euro. Il report presentato oggi a Ecomondo, e questa è una notizia legata appunto alla città di Messina. Ma ce ne abbiamo un'altra di città per una notizia curiosa che troviamo su Repubblica Palermo, perché a Enna non esistono cinema. Questo è il titolo di Repubblica Palermo, per cui abbiamo visto i problemi dello smog a Palermo, la rivincita verde di Messina e il problema del cinema di Enna, con il primato del capoluogo più alto d'Italia, che è anche l'unico senza un cinema. Fallita anche una trattativa per riaprire quello vecchio. Angelo. Diverse facce della stessa regione, cioè della nostra Sicilia. Adesso vediamo il traffico cittadino. Siamo su Catania, perché andiamo in via Vincenzo Giuffrida. Vediamo subito la situazione. Stamattina apparentemente sembra tranquilla, nonostante, diciamo, l'orario è davvero calma, una calma strana questa mattina. Da via Vincenzo Giuffrida ci trasferiamo, siamo al Tondo Gioieni, come potete vedere.
Le immagini ci restituiscono una situazione, perché siamo con il focus proprio sul tondo Gioieni, di relativa calma, perché il traffico c'è ma è abbastanza scorrevole. E allora adesso vi facciamo vedere invece un'immagine nuova, che è un'immagine della circonvallazione di Catania, stavolta in direzione Ognina, ma anche vediamo le auto che arrivano da Viale Mediterraneo, salgono comunque dalla circonvallazione in direzione Policlinico. Queste sono attualmente, questa è la situazione sulla città di Catania in alcune delle vie principali della viabilità cittadina. Adesso l'immagine che vi restituiamo è quella di un Etna sgombra da nuvole, ogni tanto c'è questa fumata nera del mattino che testimonia che c'è una leggera attività, ma niente di particolare, semplicemente un po' di gas che viene fuori praticamente dai crateri sommitali. Dall'Etna, vista da Catania, siamo adesso a Taormina, il golfo di Taormina con l'Etna e questa fumata lunghissima che potete notare chiaramente dal vulcano. Le nostre cartoline, le ultime due sono delle belle cartoline sicuramente, il traffico cittadino quest'oggi di Catania ci restituisce una situazione abbastanza tranquilla e normale. Ci dobbiamo fermare, fra poco saremo con Marco, stavolta però leggeremo insieme i quotidiani, quelli nazionali, con le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dal resto. Fra pochissimo. Torniamo allora da Marco Carli ai quotidiani, quelli nazionali stavolta, Marco. Esatto, nazionali che riportano oggi notizie di carattere internazionale, soprattutto perché ci sono due notizie che poi si riflettono anche sulla politica italiana. L'abbiamo già detto, l'elezione del sindaco di New York, giovanissimo, di origine musulmana, contrario a Trump, citato anche nel suo discorso, con le conseguenti risposte anche del Presidente degli Stati Uniti. E ovviamente in Italia riflessi importanti per quanto riguarda la stampa su questa notizia. Come riflessi importanti arrivano per il fatto di Al-Masri, che è stato incarcerato, e dunque chiaramente in Italia si discute parecchio e arrivano soprattutto gli strali da parte dell'opposizione nei confronti della maggioranza. Andiamo a riassumere un po' tutto con il Corriere della Sera, che appunto apre con questo doppio titolo. In uno la foto, New York, Mamdani che trionfa e sfida Trump, l'abbiamo detto subito nel primo discorso fatto. Dall'altra parte, doppia apertura, il generale Al-Masri arrestato a Tripoli e scontri in Italia, il governo, anche per questo l'abbiamo espulso, dice il governo, che fin da gennaio erano al corrente del mandato di cattura per Al-Masri. Le accuse: ha torturato e ucciso. PD e Movimento 5 Stelle ovviamente all'attacco. Vi faccio vedere altri titoli, come ad esempio questo su San Siro, le firme sullo stadio storico, forse il più importante, anzi senza forse, in Italia, venduto alle due società, probabilmente per abbatterlo e costruirne vicino uno nuovo. Andiamo a vedere sempre attraverso il quotidiano milanese le pagine interne, con l'arresto di Al-Masri, l'opposizione che parla di Italia umiliata, il generale che Roma rispedì a Tripoli è accusato di tortura, Forza Italia che dice invece il governo non c'entra nulla. 10 anni tra il 2011 e il 2021, il tempo in cui la Libia è rimasta divisa per la guerra civile. Ci sono 500 italiani in Libia nel dato che troviamo sul quotidiano Il Corriere. E poi guardate qua, Mamdani, re di New York,
sfida il despota Trump, difenderemo questa città. Primo sindaco millennial e musulmano, il presidente minaccia, poi dice forse potrei aiutarlo, come sempre. Il gioco della politica che funziona da noi e funziona ovviamente anche negli Stati Uniti. Vi dicevo delle diverse aperture, alcuni quotidiani aprono proprio con la notizia di Al-Masri, come abbiamo trovato sul Corriere della Sera, dello stesso tenore, pressappoco il titolo del giorno che vediamo insieme: Tripoli arresta Al-Masri, si riapre lo scontro in Italia. La procura libica ha torturato e ucciso, le vittime del generale chiedono il risarcimento al governo, Palazzo Chigi che dice sapevamo tutto, perciò lo abbiamo rimpatriato. Meloni chiarisca, chiedono le opposizioni. Sul Fatto Quotidiano, ecco qua anche le interpretazioni della notizia: la Libia dà ripetizioni di diritto a Nord OC, arrestato Al-Masri, meloniani scavalcati persino da Tripoli. Questa è la lettura da parte del Fatto Quotidiano della notizia che arriva dalla terra che non è neanche tanto lontana dall'Italia e dalla nostra Sicilia. Domani, questo è il titolo: Meloni lo libera, la Libia lo arresta. Il caso Al-Masri inguaia il governo, la figuraccia internazionale della destra, le opposizioni che parlano appunto di vergogna per quello che ha deciso di fare l'Italia e che invece poi abbiamo visto com'è finita la situazione invece in Libia. Altri quotidiani invece aprono con la situazione legata al sindaco di New York, e anche in questo caso, a parte la notizia, vedremo ci sono poi delle interpretazioni diverse rispetto a quella che è la figura di questo sindaco e della sua contrapposizione con Trump. Andiamo su Repubblica, perché il titolo è questo: il sindaco dell'altra America. Questa è un'idea che ritorna spesso e volentieri sui quotidiani, perché certamente Mamdani rappresenta un altro tipo di America rispetto a quella che rappresenta Trump. Lo vediamo anche nel modo di porsi, a parte l'età chiaramente e l'origine. Trionfa alle elezioni di New York, ai democratici anche Virginia e New Jersey. L'ira di Trump: a Manhattan un regime comunista. Questo dice Trump, così la gente scapperà. I dubbi della Corte Suprema, intanto sui dazi, i dubbi della Corte Suprema sono su Trump, che sta pagando un po' probabilmente sotto l'aspetto politico proprio la scelta legata anche ai dazi. Altri quotidiani che aprono con questa notizia: La Stampa ad esempio, l'America anti-Trump. Questo è il titolo che troviamo sul quotidiano La Stampa. Raddoppiano i voti, eletto sindaco il 34enne. Questo è un altro dato, l'abbiamo detto, giovanissimo, non abbiamo detto ancora l'età, 34 anni, musulmano e immigrato. Appunto, tutta una situazione legata, ricordiamo quello che sta decidendo e che ha deciso spesso e volentieri Trump riguardo all'immigrazione, per cui anche questa è parsa a molti una risposta a quello che Trump ha deciso di fare durante la sua presidenza. Ma poi vi dicevo ci sono le interpretazioni che sono anche interpretazioni politiche in Italia, perché c'è chi associa la propria corrente di pensiero a quella del nuovo sindaco di New York, c'è chi invece non lo fa. Ad esempio, guardate un po', La Verità, questo è il titolo che troviamo: la sinistra italiana in estasi per l'islamo comunista degli Stati Uniti. Questa è la versione della Verità. Schiaffo a Trump, a New York vince l'immigrato estremista. Attenzione a tutti questi termini. Il pro-Pal Mamdani vuole alzare le tasse per congelare sfratti e affitti. Questa è La Verità, ma se andiamo a vedere da altre parti troviamo indicazioni completamente opposte. Ad esempio sul Manifesto
Questo è il titolo, Nuova York, che chiaramente è il modo con cui noi chiamiamo New York, ma è anche una novità assoluta rispetto a quello che sta succedendo. Con una partecipazione straordinaria al voto e conquistando la maggioranza assoluta, Zoran Mamdani è il primo storico sindaco musulmano della Grande Mela. Sono anche giovane socialista e non mi scuso per questo. E al debutto attacca appunto subito Trump, diventando paladino per certi versi anche di una sinistra internazionale che comunque si rivede in un certo qual modo in Mamdani. L'Unità parla di un socialismo che è tornato. Riparte da New York, la capitale dell'Occidente, ed è particolare anche questo, pensare appunto a questa situazione che sembra un po' uno stravolgimento della realtà, eppure invece è verità a tutti gli effetti. In tutta l'America democratici e donne a valanga, questo titola l'Unità. Ma non mancano ovviamente altri temi di discussione. C'è chi gioca su come viene chiamata appunto New York, la Grande Mela, lo sappiamo tutti, e allora sul Tempo e anche sul Riformista si torna a parlare proprio della mela. Il Tempo titola così: la mela avvelenata, il primo musulmano della storia. Si parla di chi è Mamdani, il nuovo sindaco di New York, che non potrà essere presidente degli Stati Uniti. In Italia la sinistra esulta, ma la nuova star progressista spegne gli entusiasmi. Non mi riconosco nel Partito Democratico di oggi. Ecco perché la mela avvelenata presentata con i volti appunto di Mamdani e della Schlein. Chiudo con il Riformista, sempre sul tema della mela. Ecco qua il pomo della discordia. La politica si divide sul nuovo sindaco appunto della Grande Mela. Il rilancio per la sinistra o insidio per l'Occidente? Con questo punto interrogativo, Angelo, ti restituisco la linea. Grazie Marco, torneremo da te più avanti e certamente ci racconterai qualcosa di sport, considerato che ieri è stato un turno certamente positivo per le siciliane e per le italiane in Champions, addirittura 2 vittorie, però lo scopriremo solo vivendo, come si diceva. No, solo vivendo, già è successo, scopriremo i giornali chiaramente come trattano delle vittorie dell'Atalanta e anche dell'Inter. Per noi adesso è il momento di fare una breve sosta e poi vedo già collegato con noi da Siracusa il nostro Francesco Aloi. Andremo proprio a Siracusa per parlare del punteruolo rosso, una sorta di emergenza che sta vivendo la città, fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo insieme ancora a Buongiorno Sicilia. Ho anticipato il tema di questo primo blocco con gli ospiti per stamattina. Ha anticipato anche il collegamento con Francesco Aloi, che vedo già. Buongiorno Francesco. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi oggi siamo collegati dal viale Santa Panagia. È una delle arterie principali di Siracusa, una delle più trafficate, una delle poche dove sono rimaste le palme che vedi e vedete alle nostre spalle. Sì, il tema è quello dell'emergenza rappresentata dal punteruolo rosso, che è un coleottero che arriva dall'Asia ma che fa davvero fa paura, perché ha delle capacità impressionanti, quelle di svuotare di fatto le palme, che poi diventano anche un rischio per la sicurezza. Però vediamo che cosa si può fare, che cosa non è stato fatto, perché non è stato fatto. Qual è l'allarme soprattutto? È soltanto un problema di sicurezza? Mi rivolgo intanto al tuo ospite che saluto, è Salvo Ladelfa, è un ambientalista. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Il problema del punteruolo rosso è un problema, come accennava, molto importante, che bisogna affrontare immediatamente. Il punteruolo rosso, come lei diceva, si è diffuso dall'Asia in tutta l'Europa e ormai lo troviamo ovunque, in Oceania e anche negli Stati Uniti, in California. In Sicilia l'abbiamo osservato per la prima volta nel 2005 e diciamo che da allora ha fatto strage di tutte le palme che ci sono nel territorio e quindi in Sicilia e poi in Italia.
L'emergenza è stata così grossa che nel 2011, su richiesta, dopo una direttiva della Commissione europea, il Ministero delle Politiche Agricole intervenne con un decreto, quello del 7 febbraio 2011, per monitorare il controllo, per controllare la diffusione del punteruolo rosso, il cui nome scientifico è Rhynchophorus ferrugineus. Praticamente la situazione è andata avanti, il Ministero con quel decreto ministeriale ha cercato di porre dei freni alla diffusione, però nel 2018, quando ormai il coleottero, il fitofago, è diventato endemico in tutta Europa, in seguito a un'altra direttiva comunitaria è stato abrogato il decreto ministeriale del 7 febbraio 2011 attraverso un altro decreto ministeriale del 3 agosto 2018. Ecco, diciamo che c'è stata una prima ondata, poi un periodo di pausa. Adesso il punteruolo rosso è tornato a colpire e lo sta facendo prendendo di mira le palme superstiti alla prima ondata, palme che possiamo dire hanno i giorni, le settimane contate. Noi siamo in Viale Santa Panagia, dicevo poco fa, uno dei pochi viali dove ancora è possibile vedere le palme. Alle nostre spalle c'è però quel che resta di una palma che è già stata colpita dal punteruolo e le palme rischiano di sparire da tutta la città, cioè Sì. È un'emergenza ambientale e non solo, perché poi l'occhio, il siracusano, il cittadino non vedrà più queste palme se dovessero sparire. Certo, l'emergenza non è mai finita. Cioè è stato abrogato il decreto ministeriale, ma il punteruolo rosso ha continuato a fare il suo lavoro, che è un lavoro incredibile, perché il punteruolo rosso è questo coleottero che quasi può avere una lunghezza di 4,5 centimetri. Nella fase larvale penetra, cioè le uova vengono depositate nelle parti più tenere della palma oppure nelle ferite della palma e poi penetrano la larva, quindi le uova si schiudono, si formano le larve riescono a scavare delle gallerie all'interno e quindi a succhiare attraverso il rostro, che è l'apparato diciamo masticatorio digeribile, riescono a succhiare tutta la linfa. La Delfa, le chiedo e poi, scusa, Angelo, c'è da dire che- però che cosa... esistono dei rimedi, che cosa si può fare? Sì, allora, esistono in letteratura inizialmente si irroravano alcuni prodotti chimici. Innanzitutto c'è bisogno dell'osservazione. Le palme devono essere monitorate e osservate, questo è fondamentale. Un'altra cosa fondamentale, importantissima, è la profilassi. Le Le chiedo palme scusa, devono quando trovarsi lei in dice, condizioni... le chiedo scusa, quando lei dice bisogna osservarle, non è che le possiamo osservare tutte queste palme. Serve una persona esperta che può osservare le palme per capire... Servono ovviamente, noi abbiamo un arredo urbano pubblico, un arredo urbano privato. I privati dovrebbero osservare le palme dei loro giardini privati, mentre il pubblico dovrebbe avviare una campagna di monitoraggio, cosa che è stato chiesto più volte qui a Siracusa. E l'osservazione può avvenire mediante, per esempio, inserendo delle trappole che funzionano attraverso dei feromoni, degli odori che attirano il fitofago, oppure utilizzando a base alimentare, mettendo dello zucchero. Quindi queste trappole posizionate in alcune palme, in alcune zone, si riesce a capire quanti coleotteri, e se sono presenti i coleotteri, se è presente il punteruolo rosso oppure non è presente. E dopo l'osservazione poi si può intervenire, inizialmente si interveniva con il clorbitos metile, che è un prodotto chimico, un biocida, un insetticida, che veniva irrorato sulla pianta. Però questa irrorazione attraverso un nebulizzatore risultava essere critica per le persone, perché ovviamente le palme si trovano in un ambiente molto antropizzato. Adesso si utilizza un'altra tecnica, che è l'endoterapia. È una tecnica in cui il personale specializzato pratica un foro massimo di lunghezza con una punta da 45 cm, un diametro di 8 mm,
pratica questi fori nella palma e inietta del prodotto chimico che può essere l'abomectina oppure l'emobectina benzoato, in maniera tale che poi il sistema linfatico trasferisce il prodotto chimico all'interno della palma e giunge nei punti dove si trovano le larve che creano problemi. Se la palma non riesce a sopravvivere, è necessario a quel punto, ce ne accorgiamo perché c'è quell'aspetto ad ombrello aperto e poi un collassamento dell'intera palma, c'è bisogno immediatamente di distruggere le parti ammalorate attraverso triturazione meccanica o asportazione direttamente del fusto. Però questo, come vediamo alle nostre spalle, non sempre accade. Angelo, c'è una curiosità, perché questi insetti riescono a riprodursi con una frequenza molto alta. Sì. Che numeri ci sono? Allora, i numeri sono incredibili. È stato stimato che una coppia di punteruoli rossi, se lasciato indisturbato per 4 generazioni, riesce a produrre fino a 50 milioni di esemplari. Considerate che una larva ha un tempo di vita di 80 giorni, mentre l'adulto, il punteruolo adulto, ha un tempo di vita che è di 2-3 mesi. Quindi nel giro di 2 anni e mezzo abbiamo 50 milioni di nuovi esemplari in giro. Quindi possiamo parlare di invasione. Sì, è invasione, ormai è endemico. Il problema ormai è stato appurato anche dal punto di vista legale, il punteruolo rosso è ovunque, bisogna semplicemente agire con queste tecniche nuove. Ci sono altre tecniche, per esempio si possono utilizzare i nematodi, che sono dei vermi che entrano nelle gallerie scavate dalle larve e infettano la larva del punteruolo rosso attraverso dei batteri e poi la larva muore. Oppure si utilizzano anche per esempio dei virus che appunto sono nocivi, sono patogeni per quanto riguarda il punteruolo rosso. Un'altra emergenza? Sì, no, le volevo dire, Sì. ma vista la situazione attuale, visto il punto in cui siamo arrivati, di fatto, in maniera concreta, che cosa possiamo dire e come si può intervenire? Ormai la prevenzione non serve più, adesso serve agire, perché la fase della prevenzione è superata. Serve agire. A Siracusa più volte è stato chiesto, sia in consiglio comunale, sia l'ex assessore al ramo Gradenico, sia la consigliera Sara Zappulla, più volte hanno chiesto al comune di intervenire. Sembra che a novembre del 2024 sia stato fatto un trattamento di endoterapia, però questo trattamento di endoterapia dovrebbe avvenire più frequentemente, ogni 2-3 mesi, per salvare il patrimonio palmicolo del nostro territorio. La cosa è grave se si considera anche che questo parassita, il punteruolo rosso, insieme a un altro parassita di cui si parla poco, il castinide della palma, si è diffuso così tanto che sta attaccando anche le nostre palme nane, le palme di San Pietro, che fanno parte della macchia mediterranea, ed è stato stimato che l'80% delle palme nane del Monte Cofano a Trapani è stato distrutto da questi 2 parassiti, e nel siracusano siamo quasi al 30%. Quindi c'è bisogno di un intervento anche regionale da questo punto di vista. Francesco, purtroppo i nostri... Sì, no, dico, siccome il nostro blocco sta per andare verso la conclusione, chiedo a Francesca Loi di andare a chiudere il collegamento, magari per le ultime indicazioni, se ci sono dei segnali, arrivano da parte non solo delle associazioni ambientaliste, ma anche da altre associazioni, da altri volontari, perché no, specialisti però chiaramente, che conoscono il tema, se si può fare nell'immediato qualcosa lì a Siracusa, cosa si sta pensando di fare? Sì, Angelo, diciamo che la parola chiave dovrebbe essere intervenire subito, perché non bisogna perdere altro tempo. Che passa, una palma può morire e ce lo testimoniano le immagini. Bisogna intervenire subito, e anche l'appello che fanno gli ambientalisti. Qui oggi c'è la Delfa, ma sono molti qui in città che chiedono interventi immediati. Dall'altro lato però
l'amministrazione non sappiamo cosa stia facendo, perché ad oggi non ci ha comunicato nulla, speriamo lo faccia anche dopo il novecento, per capire un po' qual è la di marcia da seguire, perché non bisogna perdere altro tempo, altrimenti le palme superstiti che vedete alle nostre spalle non ci saranno più. Grazie, Angelo, grazie a Francesco Aloi, grazie anche alla tua ospite Salvo La Delfa. Abbiamo parlato dell'emergenza punteruolo rosso a Siracusa, ma mi pare di poter dire che la situazione è un po' simile in tutta la regione. Ci fermiamo, ma per pochissimo, perché fra poco ci occuperemo, così come abbiamo fatto nella rassegna stampa, dell'elezione del nuovo sindaco di New York. Restate con noi. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione regalerà tanto sole sul nostro territorio, anche se verso sera si avvicinerà una perturbazione che coinvolgerà in particolar modo la Sardegna. Così in Sicilia il contesto sarà anticiclonico, un giovedì in prevalenza assolato. Tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa verso sera, specie sul versante ionico, ma per ora senza particolari conseguenze. Il contesto climatico sarà ancora mite, con temperature massime che specie sulle zone costiere arriveranno a toccare i 21-22 gradi, qualche grado in meno nell'entroterra. Poi nella giornata di venerdì il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni localmente anche a carattere temporalesco, dunque prestare attenzione a possibili nubifragi. Le temperature massime diurne localmente subiranno qualche calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Bene, di nuovo a Buongiorno Sicilia. Adesso, come abbiamo anticipato, parliamo dell'elezione del sindaco di New York. Do il buongiorno e ben trovata alla nostra ospite, la professoressa Sara Gentile. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato, politologa, docente alla Sciences Po di Parigi. Allora, che cosa significa questa elezione? Che cosa significa per gli Stati Uniti e anche per il resto del mondo? Diciamo, questo è quello che stamattina su tutti i giornali abbiamo letto. Ma certo, questa elezione è sicuramente una bellissima notizia, perché l'elezione di Mamdani è sicuramente una grandissima novità ed è una prima volta un po' per tutto, nel senso che lui è un musulmano, è molto giovane ed è la prima volta che un musulmano ricopre la carica di sindaco della più grande o di una delle più grandi città degli Stati Uniti. Ora, è evidente che questo successo forse non molto inatteso, perché già i sondaggi lo davano in grande vantaggio, come lei sa. A cosa è dovuto? Intanto è dovuto al fatto, se noi andiamo a vedere i dati che finora abbiamo di disaggregazione del voto, è dovuto al fatto che il consenso a questo nuovo e diverso leader viene dato innanzitutto da elettori più giovani, molto più alfabetizzati di altri, e ancora un altro elemento è quello che il favore a Mamdani viene dato soprattutto nelle zone urbane, perché le zone rurali, per così dire, dell'America, degli Stati, che poi sono tante, prevalentemente non hanno dato il consenso. Quindi cosa viene fuori da questa primissima analisi del voto? Viene fuori che c'è una volontà forte di cambiamento e una ostilità alle politiche trumpiane che viene da questa grande massa di elettori con le caratteristiche che io ho detto,
che però rappresenta appunto il cuore e più che il cuore, la mente e la tendenza, l'inclinazione delle grandi città, delle zone urbane. Questo è un primo elemento. Le chiedo scusa, capisco che l'esame chiaramente è molto articolato, difficile dare risposte brevi per un problema che investe gli Stati Uniti. Perché è un problema per gli Stati Uniti? Nel senso che Trump adesso si trova di fronte alla prima sconfitta vera dentro casa. E allora lì che sorge il problema, perché ci sono stati già i primi contrasti. Prima Trump aveva detto che avrebbe tagliato i fondi a New York, adesso poi stamattina leggiamo sui giornali che gli potrebbe dare una mano. Insomma, ci sono schermaglie politiche. Sappiamo che Mandani non può concorrere, non potrà correre per la Casa Bianca, per la presidenza degli Stati Uniti, però in qualche modo è un elemento dirompente, e chiudo la mia osservazione, anche per gli stessi democratici. Certo, è un elemento dirompente per gli stessi democratici, di cui appunto Mamdani rappresenta, per così dire, l'ala più radicale e di sinistra. Tanto che, anche perché anzi, il suo programma elettorale ha caratteristiche precise, perché soprattutto è basato su un potenziamento dei servizi per tutti, su un controllo degli affitti per le case, su una tassazione maggiore e adeguata per le grandi ricchezze. Cioè il programma di Mamdani è un programma che, più che puntare su una guerra ideologica, punta invece su proposte concrete che sicuramente trovano largo consenso in vastissime fasce sociali, se non vogliamo dire classi, insomma su vastissime fasce sociali. Ora, è chiaro che questa sfida è una sfida alta. A questo punto si aprono alcuni interrogativi. Perché? Perché certamente questa grande vittoria, fra l'altro che è una sconfitta di Trump prima delle elezioni del midterm, questa grande vittoria ha bisogno però di tante condizioni per poter non solo essere durevole, ma per potersi estendere ad altri stati. Adesso, per esempio, in Virginia, nel New Jersey, ci sono già state vittorie elettorali del partito progressista, democratico, eccetera. Ma questo non garantisce il fatto che si possa essa estendere con facilità all'immensa realtà e territorio americano. Quindi, Trump è molto in difficoltà anche perché è la prima batosta dopo la sua elezione, e sicuramente questa faglia avrà un peso, ma non possiamo oggi pensare o immaginare con troppo ottimismo che essa prelude ad una sconfitta totale di Trump. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno, prima ancora di Trump, che è stato sicuramente per molti un fulmine a ciel sereno, ma l'America e gli Stati Uniti hanno un passato in cui, una storia, a parte ovviamente il segregazionismo, ma una storia in cui diversi dei suoi presidenti hanno, portato avanti politiche nazionaliste, politiche anti-immigrati, politiche di destra, se non estrema, di destra. E poi non dimentichiamo che purtroppo gli Stati Uniti hanno anche una grande presenza di gruppi di estrema destra populisti, basti pensare a Sarah Palin, alleata quindi di Trump durante la campagna per le presidenziali. Quindi è un paesaggio molto complesso. Da un lato c'è da dire... Le volevo chiedere, per chiudere questo nostro segmento di trasmissione,
ci possono essere dei punti di contatto tra il nuovo sindaco di New York Mandani e quelle che erano le politiche sociali accennate dal presidente Obama, cioè Obama pensava ad un servizio sanitario aperto a tutti senza, diciamo, senza l'assicurazione. Mandani invece sta pensando a dei supermercati addirittura che possono distribuire il cibo gratuito per le persone che sono in difficoltà. Ci sono dei punti di contatto? Lei vede dei punti di contatto fra i due? Ma sicuramente c'è un orientamento comune, perché entrambi fanno parte dell'emisfero progressista, per così dire, dell'emisfero democratico, di quello che, come dire, pone al primo punto, al centro del programma politico, i diritti, come dire, i diritti per tutti, o comunque per la maggior parte, per il maggior numero possibile di persone, anche il problema della sanità, il problema degli immigrati, cioè c'è una visione del mondo che sicuramente è molto, molto simile, perché, ripeto, entrambi vengono da una cultura di un certo tipo. Anche Obama, del resto, ha radici anche, come dire, parentali e di nascita che appunto non sono dell'americano appunto bianco o dell'americano doc, secondo lo schema e l'interpretazione di tutti i populisti, così come avviene in Francia o in altri paesi. Allora io direi che questo è un risultato importantissimo, ma sia la sua tenuta nel tempo, sia il suo allargamento ad altre zone della vastissima America sono legate a condizioni che adesso non possiamo del tutto prevedere. Voglio dire, c'è sicuramente la protesta che, come lei sa, ha coinvolto le università più importanti americane, e quella è la protesta di una generazione, quella dei giovani, che chiede appunto il rispetto dei diritti fondamentali. C'è una protesta che non è solo delle università, ma di vaste fasce della popolazione, che anch'esse sono danneggiate dalle politiche di Trump, dalle politiche dei dazi e da tante altre proposte come dire, da tante altre scelte che Trump ha in maniera anche impudente e provocatoria ha realizzato da quando è alla Casa Bianca nel suo secondo mandato. Grazie. Allora, purtroppo... Sì, chiuda, però guardi, siamo già fuori di un minuto e mezzo. Volevo chiudere dicendo che siccome la democrazia americana così antica, diciamo, è in questo momento in sofferenza, allora vale per essa anche quello che vale un po' per tutti i sistemi democratici, cioè essi sono sempre all'interno di una tensione molto forte fra lo sguardo in avanti e il rispetto dei diritti acquisiti e anche di quelli che vengono via via, e balzi di ritorno, balzi all'indietro. In questo momento l'elezione di Mamdani ci fa sperare che il balzo in avanti prevalga. Grazie. Allora la professoressa Sara Gentile, politologa, anche docente alla Sciences Po di Parigi. Buona giornata, grazie per il suo intervento. Buona giornata. Grazie per queste indicazioni su quelli che sono anche gli scenari politici futuri possibili. Ci fermiamo e poi ci colleghiamo invece con Ragusa, anzi andremo a Chiaramonte Gulfi. Siamo nel Ragusano con la nostra Veronica Barbarino. Torniamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Come anticipato andiamo a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, Veronica Barbarino, con il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, ma c'è anche un altro ospite. Buongiorno Veronica.
Buongiorno a tutti. Sì, siamo qua in diretta da Chiaramonte, con noi il sindaco Mario Cutello, ma anche il consigliere comunale Giovanni Garretto che ha la delega alle strategie ambientali. E con loro oggi vogliamo parlare di energia rinnovabile da fonti rinnovabili, ovvero di comunità energetiche rinnovabili, CER. Che cosa sono le CER? Chiaramonte avrà due scusate, Due comunità energetiche. Sì. Sì, con 300 nuclei familiari che aderiscono. Ma spieghiamo che cosa sono? La comunità energetica rinnovabile è innanzitutto in termini filosofici è fare comunità, ma con l'obiettivo di produrre energia sostenibile. Questo ci permetterà, come comune di Chiaramonte e Gulfi, innanzitutto di unire la nostra comunità con un unico obiettivo, quello di cercare di produrre energia pulita e nel contempo, e questo è l'obiettivo dell'amministrazione, di dare la possibilità a tutte le tenze, a tutti i cittadini di poter avere a disposizione energia pulita a costi accessibili. Questa è l'idea principale ed è il motivo per cui noi ci siamo mossi con Giovanni Garretto, che ha organizzato, ha messo il progetto avanti per poter realizzare queste due comunità energetiche che, ricordo, l'abbiamo avviate con dei contributi regionali. Ma fattivamente come si realizzano? Sì, sostanzialmente si tratta di, si tratta di fare comunità, di fare rete. Come in tutte le comunità ci sarà qualcuno che avrà un impianto fotovoltaico e quindi potrà produrre energia, ci sarà qualcuno invece che non potrà permettersi o non potrà avere per ragioni magari perché la sua casa si trova in centro storico un impianto fotovoltaico, e allora queste persone, grazie all'appartenere a questa comunità, potranno lo stesso utilizzare l'energia prodotta e scambiata da chi invece detiene un impianto, che può essere o il comune oppure un altro appartenente alla comunità. La convenienza di questa cosa sta proprio nel fatto che l'energia prodotta e non consumata da chi ha l'impianto non viene automaticamente messa in rete e quindi dispersa con tutti i costi che questo comporta, no, di gestione della rete, ma viene consumata nell'ambito della cabina primaria, che è proprio l'ambito delle nostre comunità energetiche. E allora il GSE, per questa energia autoconsumata nell'ambito della comunità, dà un incentivo, dice: io vi premio perché voi state consumando questa energia senza immetterla in rete. Proprio questo incentivo è quello che poi andrà ritornerà nelle tasche dei cittadini con un risparmio proprio nei consumi, nella bolletta. Quindi ognuno durante l'anno continuerà a consumare, ad avere la sua il suo contratto col fornitore, e poi a fine anno verranno tirate le somme, si capirà ognuno quanta energia ha consumato della comunità e gli verrà restituita una cifra, quindi un risparmio, un ritorno diretto sulle tasche. Quindi un progetto che è politico, che è economico e che è soprattutto sociale. Perché riusciamo, in questa maniera riusciamo a offrire ai nostri concittadini, perché sappiamo da una verifica che abbiamo fatto, noi abbiamo un sistema pensionistico che ormai è debole. In questa maniera riusciamo ad abbassare i costi della vita dei nostri concittadini. 3 sono gli obiettivi: abbassare il costo dell'energia elettrica, la tassa sui rifiuti e cercare di abbassare tutto il sistema idrico integrato. Questo è uno dei 3 obiettivi che ci stiamo ponendo per poter mettere in condizione mettere in condizione la nostra comunità di poter vivere meglio in questo lembo di Sicilia. Ti chiedo scusa, la sostenibilità di questo progetto per una piccola comunità in termini molto pratici, quanto ha inciso e se ha inciso sulle casse del comune, che ha sfruttato, prima sentivo, dei finanziamenti regionali, e questo modello, allargo la domanda, è esportabile per realtà molto più grandi, come ne so, delle città metropolitane?
Allora, noi abbiamo preso gli incentivi da parte della Regione per la costituzione della comunità energetica. E la cosa importante invece è che siccome siamo in una fase di sviluppo, come tutti ben sapete, stanno realizzando impianti fotovoltaici un po' ovunque. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale abbiamo scelto in maniera condivisa evidentemente che tutte le opere di compensazione che provengono da realizzazione da parte di privati e di impianti fotovoltaici, le opere di compensazione saranno destinate a costruire impianti fotovoltaici di proprietà del comune. Questo ci permetterà di fare cosa? Di non chiedere somme e denari ai nostri concittadini, ma proprio perché il comune è capofila e ha coinvolto, come diceva bene la dottoressa, 300 nuclei familiari, questo ci permetterà di, a costo zero, di far partecipare e di dare l'esempio, perché qui stiamo parlando non soltanto di economia reale, ma anche di una tendenza, di una prospettiva, di una visione, di una comunità che ci crede e che vuole realizzare realmente questo sistema virtuoso tra l'ente comune che dedica tutte le somme a disposizione non per fare attività ludica, ma per creare le condizioni, quell'infrastruttura per poter rendere la disponibilità dell'energia a un costo veramente accessibile. Dall'altra parte noi abbiamo ottenuto delle somme per quanto riguarda la costruenda autostrada, le economie che otterremo dai diversi progetti che vorremmo realizzare, parte di quelle somme, perché abbiamo ricevuto 5.200.000 euro, saranno destinate ad avere veramente realmente un esempio di impianto, perché la gente poi deve vedere e deve ogni anno come dire, gli dobbiamo far vedere che c'è un reale risparmio. Questo creerà un virtuosismo positivo, perché dobbiamo noi come in quanto ente pubblico dobbiamo dare l'esempio e dobbiamo crederci in questo progetto, perché questo cambierà l'approccio rispetto anche alle energie rinnovabili. Questa è l'idea dell'amministrazione e quindi certo che può essere esportabile in tutte le amministrazioni, basta crederci. Ognuno chiaramente con le proprie disponibilità, sia in termini economici ma anche di scelte politiche, ma senza dubbio la CR, la comunità energetica, mette in condizione gli enti locali per risparmiare i consumi dell'energia per illuminazione pubblica, il riscaldamento delle scuole, gli edifici pubblici laddove ci sono i servizi e mi permetto di dire, così come ha votato l'assemblea dei soci, già noi come primo atto abbiamo scelto in una prima fase dove c'è meno produzione, perché ad oggi non produciamo neppure 1 kilowatt, da qui a breve dovremo fare gli impianti, c'è una parte che produce, in una prima fase l'energia che produrremo sarà destinata a chi è in povertà energetica. Dal punto di vista sociale mi sembra il massimo veramente per una politica che vuole aiutare per un welfare moderno a passo con i tempi. Ecco, e questi impianti dove saranno collocati? Allora, gli impianti saranno collocati sui tetti degli edifici comunali, degli edifici scolastici, sportivi, ma anche sui tetti di tutti gli altri membri della comunità che vorranno e potranno realizzare un impianto fotovoltaico. Il comune ha anche individuato dei lotti di terreno e si sta verificando la possibilità di poter installare degli impianti anche in quei lotti, perché ovviamente abbiamo avuto un riscontro altissimo di partecipazione, quindi un grande senso di comunità. E allora è necessario che ci sia un equilibrio tra produzione e consumo, diciamo, di energia. Ecco, infatti le persone come l'hanno presa questa iniziativa? Ma le devo dire, noi abbiamo fatto un lavoro di comunicazione facendo anche il porta a porta. Abbiamo i primi incontri, l'abbiamo fatto nelle società operaie, laddove ci sono gli anziani, perché noi abbiamo un'altissima percentuale di anziani e lì ci siamo messi avanti con la nostra faccia, con la nostra credibilità per dire per invitarli a far parte a costo zero evidentemente, ma per far parte di un progetto che è globale. Se pensate che noi stiamo lavorando rispetto all'agenda 2030 e noi abbiamo incontrato persone che hanno fatto la seconda guerra mondiale, quindi il passaggio è come coniugare, come pensare globale e agire locale. Questo abbiamo fatto, siamo andati nelle società operaie per convincerle a un progetto di sostenibilità e la gente, e qui c'è la testimonianza, perché questa è una delle qua l'elenco a me mi fa rabbrividire, perché
queste persone ci hanno detto sì su una visione, perché ad oggi non c'è un kilowatt prodotto, e il fatto che hanno aderito a questo progetto mi certifica la sensibilità, la civiltà di una comunità che vuole essere a passo con i tempi. Grazie Veronica. Angelo. Purtroppo ci dobbiamo fermare. In bocca al lupo allora al progetto di Chiaramonte e Gulfi, grazie al sindaco Mario Cutello, grazie anche all'assessore che ha curato la stesura di questo progetto. Magari ci risentiamo più avanti quando sarà finalmente attivo, saranno attive queste comunità energetiche e magari ci sarà la prima produzione di energia che sarà distribuita ai cittadini di Chiaramonte. Una buona giornata a voi. Adesso è il momento, grazie a te anche Veronica, è il momento di guardare le stelle. Lo facciamo come sempre con il nostro Marco Amato. Parte la sigla. Bentornato e buongiorno caro Marco, a te buon caffè. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. C'è Wonder Woman, vedo Oggi praticamente sulla tua tazzina. Esatto, Wonder Woman, perché voglio parlare di una Wonder Woman, ovvero della moglie di Mamdani. Mi ha molto colpito proprio perché avevo curiosità di leggere tra le stelle questo personaggio. Mamdani è un Bilancia, segno di Venere, molto portato per l'equilibrio e per la coppia. Un romantico cancro invece è proprio la moglie. Rama infatti mi ha molto colpito perché il cancro è anche il segno dell'infanzia. Lei è un passato da illustratrice di libri per bambini. Ecco, una cosa molto romantica, la coppia che per adesso è sotto i riflettori mondiali, invece per la lettura delle stelle, per questioni politiche chiaramente, e invece secondo le stelle un quoziente di romanticità e di amore veramente notevole. Quindi l'astrologo ve lo voleva dire, sono una bellissima coppia. Allora oggi il cielo astrologico vede Marte dialogare con Plutone, quindi energie maschili molto forti, ma non sotterranee oscure, anzi tra Sagittario e Acquario vogliono portare proprio il senso della squadra. Cosa accade quindi tra le stelle? Ariete potenziato al massimo proprio perché Marte, il vostro pianeta, è di nuovo di fuoco, quindi ora potete trasformare tutto ciò che volete. Toro, la buona notizia è che Marte non è più in opposizione, quindi adesso tutto è molto più fluido, si ragiona di più e c'è spazio per una maggiore morbidezza e romanticità. Gemelli, per voi invece la situazione si complica perché sia Marte che Mercurio, il vostro pianeta, sono in opposizione in Sagittario, quindi i gemelli dovranno essere molto attenti a ciò che dicono. Cancro, per voi oggi si perde un po' l'appoggio di due pianeti zodiacali, quindi siete un po' depotenziati, ma ci pensa una luna in Toro che ha dato spettacolo, piena ieri sera, bellissima luna del Castoro, una superluna al perigeo appunto, per cui siete stati molto più potenti e decisamente più versati per l'amore e la romanticità. Leone, per voi invece si potenziano le azioni, il lavoro, la carriera, tutto quello che volete operare, ora è possibile. Vergine, per voi iniziano delle quadrature, quindi dubbi, fatica, un po' di ansia, però l'amore c'è e l'importante è quello. Bilancia, la vostra Venere, che oggi sembra un po' pigra proprio perché quadrata Giove a Plutone, non pare molto, ma molto armonica, però riuscirete a trovare delle soluzioni in serata. Scorpione, per voi oggi è una giornata che vede proprio i vostri pianeti Marte e Plutone protagonisti, uno Scorpione che diventa sempre più forte, più grande, che finalmente Sagittario, per stato puro, non riuscite a stare fermi. Capricorno, per voi qualche dubbio proprio perché questi due pianeti sono alle spalle, per cui dovrete tentare di capire cosa volete veramente e soprattutto di non farvi assalire dai pensieri. Acquario, per voi oggi è possibile tutto proprio perché il vostro tocco riesce a trasformare con fantasia qualunque cosa. Oggi è una giornata di passioni. Pesci, per voi oggi la giornata è veramente molto incalzante proprio perché Marte e Mercurio sono in quadratura e dovete riuscire a fare quadrare tutto con molta fatica e anche Urano vi dice hurry up, veloci.
E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani per i consigli del fine settimana, chiaramente da parte delle stelle, da parte di Marco Amato. Vado da un altro Marco, da Marco Carli. Abbiamo anticipato adesso un appendice di calcio di Champions. Di Champions, perché ieri appunto ci sono state 2 italiane impegnate nella massima competizione europea, italiane che sfidano non proprio ad armi pari a livello di fatturati le big del calcio europeo, eppure però, leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, ieri sono arrivati 2 successi, uno diciamo difficile, faticoso, dell'Inter sul Kairat Almaty, squadra kazaka con cui l'Inter ha vinto 2-1 dopo aver preso il pareggio, però l'Inter è in testa alla classifica, è in testa al girone insieme a big consolidate anche sotto l'aspetto economico superiore rispetto ai nerazzurri. A proposito di nerazzurri, l'altra nerazzurra, l'Atalanta, vince in casa del bresciano De Zerbi che allena il Marsiglia al 90° con un gol di Samardzic, e ci sono anche delle scintille fra l'allenatore Juric e uno dei giocatori simbolo Lukman, diciamo, che non ha attraversato un anno particolarmente facile sotto quel punto di vista. A te, grazie Marco, ci ritroviamo allora con Buongiorno Sicilia domani mattina, grazie ancora a voi per averci seguito, l'augurio di una buona giornata.